Adesso a Gianluca Susta, europarlamentare, rappresentante e coordinatore di Verso Nord Piemonte, promotore, fondatore di Verso Nord, di svolgere il suo intervento. Grazie. Grazie Diego. Dico la stessa cosa anch'io di Dario. Non c'è dubbio che a questo punto, e non voglio neanche tediarvi troppo perché altri importanti dovranno portare saluto e fare le loro considerazioni, tantissimo è stato detto, però io credo che dobbiamo ancora calibrare un attimo quello che è il nostro obiettivo. Vedete, noi dobbiamo fare una grande operazione di verità, senza la quale la nostra rischia ancora di rimanere nell'alveo della protesta o comunque dell'analisi su che cosa non vediamo di positivo e su quello su cui non siamo d'accordo rispetto a quanto è avvenuto in questi anni e anche a come vengono date le risposte in questo tempo. E l'operazione di verità ci porterà a non avere il consenso di tutti, lo diceva molto bene Dario prima. Noi dobbiamo già mettere nel conto che un pezzo del paese si opporrà. La differenza tra il Monti 1 e il Monti 2 è questa, che c'è stata la fase di innamoramento iniziale perché eravamo con la canna del gas. Davanti ai primi segnali di cambiamento, tutti i meriti che non vengono da qua ma vengono dal contesto internazionale, anche dalla capacità in ritardo dell'Europa di incominciare a mettere in campo qualche cosa di positivo per conciliare rigore e crescita, e rispetto alla fase 2, quando invece siamo andati a toccare le sensibilità, oppure dentro alla fase 2 quando sono state fatte delle cose che sono minimali rispetto a quello di cui il Paese ha bisogno. Mi riferisco ad esempio alle liberalizzazioni solo verso alcune fasce, peraltro insignificanti rispetto alla svolta di cui c'è bisogno del Paese. L'operazione di verità richiede coraggio e richiede la capacità di mettere in campo una proposta alternativa. È qui che la politica torna a occupare il suo spazio. È qui che la politica trova tutte le complicazioni di questo mondo difficile, in cui il pendolo della storia si sta muovendo in maniera oggettivamente diversa. È giusto che l'Europa analizzi come sopravvivere, come rimanere la prima economia del mondo. È giusto che l'Europa trovi una strada più forte per rispondere alla crisi, ma noi dobbiamo anche tenere conto che dentro a questo mondo complicato, complesso, difficile, ci sono 3 miliardi di persone che in 10 anni sono prepotentemente arrivate alla ribalta e da fronte ai quali noi non possiamo semplicemente difenderci mantenendo tutto quello che abbiamo avuto in questi secoli. È un pendolo della storia che nell'eterna competizione tra Oriente e Occidente, e quindi oggi tra Cina, India e Far East e Stati Uniti e Europa, sta andando verso un'altra parte. E allora qual è la nostra strada? È qui che diventa difficile dare le risposte agli operai tessili, chimici, del manifatturiero che noi vogliamo riproporre al centro di un'economia che ha scelto di diventare finanziaria. Questo è il grande peccato della destra nel mondo. Non possiamo dare la risposta domani mattina. Allora qui c'è bisogno di una nuova classe dirigente, qui c'è bisogno di una nuova politica per poter creare i presupposti della credibilità, che è il più grande patrimonio che è mancato nel nostro Paese in questi anni. Se noi non presentiamo una proposta e delle facce credibili all'operaio tessile licenziato a 50 anni, a quello chimico, a quello del manifatturiero in generale, noi non riusciamo a dare risposte domani mattina. E allora dobbiamo costruire una nuova politica. E la nuova politica la fai quando fai scelte e anche quando le fai in maniera radicale. Se noi non individuiamo quelli che sono i grandi difetti di questo tempo, di questo Stato, di questa Europa, di questa Italia, e le ha elencate molto bene Alessandro Cele, hanno elencate bene anche gli altri, ma lui le ha messe molto in ordine, io credo che noi non ne veniamo fuori. Per rivoltare l'Italia come un calzino dobbiamo davvero mettere in campo una proposta importante, seria, credibile. Io credo che oggi persone che hanno una cultura politica che viene da tutte le parti. Io ero un giovane democristiano,
Fisterone era un giovane comunista, c'era un leghista, Vecchioni non lo diciamo, cioè però diciamo tutti siamo d'accordo nel concludere che stare dentro non solo alle ideologie del Novecento, ma alle contrapposizioni sociali, ai modelli organizzativi del Novecento, è profondamente sbagliato. Il Monti 2 ha incominciato a vedere diminuire la sua potenzialità perché ha accettato un compromesso che è figlio di una stagione fordista che è finita. Il modello fordista è finito. Non è più accettabile che la Camusso dica che la Fornero non può andare a parlare ai lavoratori della legna. È inaccettabile che noi siamo legati alle liturgie del passato. Ma attenzione, è inaccettabile anche credere che si possa rispondere a questa fase dell'Europa e dell'Italia declinando le stesse soluzioni del passato. Io la seconda parte dell'intervento di Bortolussi la condivido pienamente, la prima assolutamente no. Io sono convinto che il rigore sia importante. La contrapposizione tra il rigore e la crescita lasciamola a Damiano, Cofferati, la Camusso, ma non facciamo nostra la contrapposizione tra la crescita e lo sviluppo. Crescita e sviluppo, e qui Alessandro c'è, m'ha fottuto alla grande, perché volevo partire da lì. Devono andare di pari passo ed è la Germania che in questi 60 anni ci ha insegnato che vanno di pari passo. Ropke, l'economia sociale di mercato, la capacità di coniugare le ragioni del liberalismo con le ragioni della solidarietà. Il problema è che in Italia è andato avanti per 60 anni mal gestito, un modello socialdemocratico che non regge più di fronte a questo tempo. E allora noi dobbiamo andare oltre al modello socialdemocratico. Il deficit spending non è la risposta ai problemi del Paese. La risposta è io sono disposto a un'unica condizione, di correre il rischio nell'immediato di un aumento del debito pubblico. Se la prima proposta è la diminuzione delle tasse. La diminuzione delle tasse ai produttori, posso accettarla contemporaneamente alla crescita momentanea del debito pubblico perché produce più reddito. Non sono d'accordo ad aumentare il debito pubblico per iniettare soldi nel sistema che vanno ad aumentare gli incentivi al sistema, quando invece noi non dobbiamo dare più soldi per incentivi, ma dobbiamo usare soldi per diminuire le imposte sui produttori e aumentarli, come giustamente ha detto Montezemolo, aumentare attraverso una tassazione dei grandi patrimoni. Noi dobbiamo spostare la tassazione dal reddito del lavoro sui grandi patrimoni. Questa è un'operazione di sinistra, non un'operazione di destra. Vedete, c'è un altro paragone che voglio fare, e anche qua è stato toccato. Dobbiamo essere coerenti. La Germania sta chiedendo a un pezzo dell'Europa la stessa cosa che noi stamattina abbiamo chiesto al Sud. Dobbiamo essere coerenti. La Germania non chiede che ci siano riduzioni delle spese, chiede che ci siano riforme strutturali e nuovi stili di governo di serietà. È su questo patto che è stata fondata l'Europa, da quei tre che, come dice Massimo Cacciari, parlavano in francese, in tedesco e in italiano, De Gasperi, Schuman e Adenauer, ma quando si dovevano capire parlavano in tedesco tra di loro. Perché vedete, il problema è che c'è qualcuno che in Europa crede che attraverso il consolidamento dei bilanci, attraverso l'integrazione, attraverso la messa insieme dei problemi e delle ricchezze possiamo andare avanti. E questi siamo noi e i tedeschi. E ci sono altri invece che credono che in una continua contrattazione intergovernativa e tra gli stati, e questi sono l'Inghilterra, la Francia, di Sarkozy e di Hollande, è la stessa cosa, di poter contrattare il futuro.
Con questa Europa qua noi non andiamo da nessuna parte. Con l'Europa della Merkel e l'Europa che abbiamo in testa noi, che è quella federale, forse possiamo avere la speranza di costruire delle istituzioni che permettano alla Banca Centrale Europea di mettere più liquidità nel sistema. Possiamo avere un'Europa che consente di tenere insieme la Repubblica delle Autonomie con il progetto federale di integrazione europea. Possiamo mettere insieme l'Europa dei popoli e l'Europa degli Stati. Questo è il grande tema che abbiamo qua, perché se guardiamo i numeri, Bortolussi ne ha citati tanti, ne cito uno anch'io, se è vero che Obama ha immesso nel sistema 750 miliardi di dollari, noi abbiamo immesso 1500 miliardi di euro in 6 mesi, 3 volte tanto in un'Europa che è solo una volta e mezza dell'America. I risultati sono questi perché qualcuno fa il furbo e noi non possiamo permettere che sulle furbizie dei greci, degli italiani, degli spagnoli, dei portoghesi vada a monte non solo un grande risultato dei nostri bilanci, ma un progetto di civiltà, l'unico che ci permette di stare dentro in quel pendolo della storia di cui parlavo prima, a oscillare di nuovo verso l'Occidente e verso l'Unione Europea. Questa è la sfida che abbiamo davanti e su questa sfida noi avremo tantissime opposizioni. E su questa sfida noi dobbiamo costruire la nostra unità. E su questa unità noi dobbiamo sfidare il Paese, prendendolo per mano. Vedete, io sono mezzo biellese e mezzo bergamasco. Noi abbiamo dato i soldi e Bergamo ha dato la manovalanza dell'impresa dei 1000. Noi li abbiamo anche vestiti e ci siamo pure fatti pagare, ma siamo fatti così. Quindi io credo che noi abbiamo, almeno uno come me deve dire una cosa, perché la sento e perché questo è anche un po', come dire, l'originalità di noi piemontesi rispetto al resto del nord. O noi ci proponiamo come tessitori di una nuova Italia, o invece noi ci chiudiamo nell'egoismo della nostra forza e rivendichiamo solo di poter mantenere le nostre posizioni. Io credo che abbiamo ancora il dovere di prendere in mano l'Italia e, per dirla con le parole di 150 anni fa, di raccogliere il grido di dolore che viene dall'Italia. Abbiamo questo compito anche per salvare noi stessi. Noi dobbiamo essere tessitori di una nuova Italia. Verso nord, Italia futura, Piemonte al centro, lavoro, come si chiama quella lì di Cantù. Noi abbiamo tanti che si sono stretti intorno a noi. Siamo tante cose, appaiamo in tanti modi, ma abbiamo un'unica sostanza. Noi qui abbiamo anche noi la pressione della criminalità organizzata, abbiamo la pressione della mafia finanziaria, come diceva Alessandro. Ma c'è una reazione diversa della gente. Noi dobbiamo costringere non l'elite, non i più sensibili, ma il popolo del Sud a liberarsi dal tallone della criminalità organizzata. E dobbiamo radicarci, Federico, te lo dico a te, noi, come sistema di Italia Futura, a liberare il Sud dalle finte narrazioni vendogliane, dalla demagogia bassoliniana, dalle risposte di Lombardo, dal trasformismo dell'UDC. O noi facciamo nascere cose come queste anche nel Sud, o non riusciremo a tesserla questa nuova Italia, da farla guardare a nord, verso l'Europa, verso di quello di cui c'è bisogno. Ma guardate, se noi non prendiamo questo come un nostro impegno verso questo Paese, verso questa Europa, non ne verremo fuori. Le piccole, troppe connivenze che ancora esistono nella quotidianità rispetto alle furbizie di una vita condotta ai margini della legalità, perché la legalità è un fardello e non è invece la soluzione o parte della soluzione di un grande problema, è un tema che noi dobbiamo avere costantemente chiaro. E come la Merkel chiama noi a evitare i trucchi di bilancio per giustificare i parametri di Maastricht, noi dobbiamo chiedere che una parte dell'Italia la smetta di truccare le carte e che si metta in discussione rispetto a questo. E questo
Questo non vuol dire essere contro il Sud, vuol dire prendere per mano il Sud e condurlo in Europa. Questo lo può fare una grande forza politica. Lo può fare una grande forza politica che prende un impegno, una faccia, susta a tutti gli altri, tutti noi. Maurizio credo che concluderà su queste cose, però un piccolo contributo. Guardate, noi abbiamo bisogno di dare un segno di forte discontinuità. Quelli che ci sono qua nella stanza dei bottoni romana non c'è mai stata. Se fa quello che fa, Maurizio Fistarò ha fatto 10 anni il sindaco di Belluno, io ho fatto 12 anni il sindaco di Biella, lui è andato al Senato, io sono andato al Parlamento europeo, più o meno il percorso è questo. Alessandro ha lasciato la politica quando la politica non ha risposto a quelle che erano le sue idealità. Noi dobbiamo presentare una classe dirigente nuova, noi dobbiamo chiamare quelli che la politica ha in qualche modo portato a certi livelli perché rappresentavano qualcuno e qualcosa sul loro territorio. Ma noi non dobbiamo fare sconti ed essere per niente generosi nei confronti di chi a destra e a sinistra ha governato questo paese per 20 anni. Sono uscito dal PD anche perché ero stufo di sentirmi fare la predica da tutti quelli che avevano governato, erano andati all'opposizione, erano tornati al governo, erano ritornati all'opposizione su come bisogna governare il paese, senza che mai nessuno, come hanno fatto Clinton, Blair, Schröder, dopo il loro tempo se ne andassero a fare altro. È giusto che ci sia una classe politica che fa così. E quando finisce il tuo tempo, finisce il tuo tempo. Non è possibile che ci siano i mandati illimitati. Siccome in Italia però non lo si può fare così, noi dovremmo scriverlo nelle leggi che più di 3 mandati non è possibile fare, perché altrimenti qui alla fine il ricambio non lo si fa mai. Allora, no, uno non si comincia neanche, guarda, te lo dico per esperienza, sai neanche cosa vuol dire uno non fai neanche tempo a capire. Ma comunque su queste cose si discuterà, uno non si risolve il problema in nessun modo. Però io credo che noi dobbiamo avere la capacità di essere molto, ma molto decisamente orientati in questa direzione. E per fare questo, in questa fase, perché il messaggio sia efficace, noi dobbiamo, al di là dei gossip, ma i gossip bisogna anche prevenirli qualche volta, no? Io credo che noi dobbiamo andare con una grande autonomia. Con una grande autonomia. Il problema delle alleanze, visto che poi qualcuno vuole andare verso un sistema proporzionale, corretto, che farà nascere i governi dopo, se si fa la riforma elettorale, è lì che si andrà a capire chi prende più voti sul suo messaggio e quanto può mediare in un'ipotesi di governo dopo le elezioni. Se così è, io dico che noi dobbiamo avere la forza vincente di mantenere la nostra autonomia e auspicando che davvero e presto Italia Futura si assuma la responsabilità di lanciare un movimento a livello nazionale in cui tutte queste realtà possano confluire e non solo limitarsi a una presenza regionale o interregionale, con una grande dose di autonomia davanti agli elettori, con un progetto chiaro, pronti a governare o pronti ad andare a casa o pronti a fare l'opposizione. Ma questa è la forza della novità del messaggio e soprattutto in questa fase è un messaggio che non ci possiamo permettere di inquinare. Io credo che questo è il tempo in cui tutte le energie e tutte le forze devono essere date per radicarci sui territori, nelle città, nelle province. Federico ha scritto una bellissima lettera ai dirigenti, militanti di Italia Futura in questi giorni, in cui proprio sotto questo punto di vista insiste. E io credo che questa sia la strada giusta. E per quel che riguarda noi come Verso Nord, c'è chi ha deciso di mantenere una propria struttura, una propria autonomia, una propria organizzazione chiaramente orientata alla convergenza sul progetto finale, come gli amici della Lombardia, gli amici del Veneto. C'è chi come noi
ha deciso di fare un passo più di lato, più indietro rispetto a questo, lasciando che Italia Futura nella nostra regione porti avanti questo progetto in prima persona. Il problema è capire e condividere un percorso che è un percorso chiaro, quello che deve portare a considerare il passaggio elettorale del 2013 come un passaggio elettorale a cui siamo chiamati per un grande dovere civico, morale, istituzionale, verso e di amore verso il nostro Paese. Ma non possiamo non dire che in ogni caso noi siamo chiamati a farlo, al di là di quelle che sono le decisioni che legittimamente qualcuno adotterà. Noi dovremo comunque esserci con queste idee, con questi programmi per rivoltare l'Italia come un calzino, per dirla come ha detto Boldrin in un articolo comparso sulla home page del sito di Italia Futura in questi giorni, perché questo è il nostro dovere verso le nostre città, verso i nostri cittadini, verso le nostre regioni, verso l'Italia, se mi permettete, anche verso quella patria più grande di cui noi siamo parte nel mondo, che si chiama Europa. Grazie. Grazie Gianluca Susta.